Buongiorno a tutti, siamo vicino al ponte di Nusle, il ponte che si estende appunto sopra la valle di Nusle e va dal centro verso Ipe Pavlova e dall'altra parte raggiungendo le parti sudorientali di Praga. Questo ponte fu progettato dal costruttore Stanislav Hubitschka e costruito tra il 1967 e il 1973. È un ponte enorme fatto di 4 grandi pilastri di cemento, lungo 485 metri, largo 27 e raggiunge un'altezza di 43 metri, quindi è davvero imponente. Si dice che dopo la sua progettazione sia stato messo alla prova da circa 80 carro armati sovietici per testarne appunto la resistenza e oggi è una delle più grandi arterie di scorrimento di Praga, è l'inizio della strada che porta da Praga a Brno, quindi attraversato ogni giorno da un volume enorme di auto. Questo ponte, finito appunto nel 73, è stato protagonista, suo malgrado, di tanti suicidi o tentativi di suicidio, dai 200 ai 300 fino a oggi, fino a che nel 97 non è stata costruita una recinzione alta, ancora migliorata nel 2007 da una lastra di metallo che rende praticamente impossibile scalarlo. Quindi questo ponte è un ponte davvero impressionante che ha suscitato anche polemiche per il suo impatto ambientale, ma sicuramente è molto importante per il trasporto. Inoltre in questo ponte, nella parte bassa, ci passa la metropolitana nel tratto tra Ipe Pavlova e Visegrad, quindi contiene anche i treni della metropolitana al suo interno. Powerful. Cosa hai detto alla fine? Powerful.